scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Non mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè, che come sapete il giovedì si caratterizza per la presenza e la conversazione con Max Del Papa, che vedo già collegato con noi. Max, innanzitutto buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Anche in questo giorno particolare, dopo spiegheremo il perché dopo ci prendiamo una piccola pausa così rilassante e rigenerante, anche un po' leggera. Intanto mi comunicano dalla regia che dovremmo avere con noi anche per qualche minuto il collega, giornalista e amico e segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, che dovrebbe essere appunto in collegamento con noi. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Giulio, buongiorno, non so chi è in studio con te, ma buongiorno al tuo ospite. Max Del Papa, un nostro collega. Ciao Max, io sono fuori da sede Rai di Potenza, in questo momento guardo attraverso l'inferriata, tra poco suonerò il citofono per cercare il caporedattore, che è Gennaro Cosentino. Siamo qui, c'è un vecchio detto che recita: se la montagna di questa mega sede galattica della Rai Basilicata, se la montagna non va da Maometto, che è al 27° giorno di azione non violenta, 24 giorni di digiuno e 3 giorni di sciopero della fame, Maometto va alla montagna. Per carità, io non sono Maometto, sono semplicemente un militante della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto democratico. Nutro un'ambizione che probabilmente è un'ambizione gigantesca, ma è un'ambizione che dovremmo nutrire tutti, soprattutto in questo momento, soprattutto non penso più nemmeno alla Basilicata e nemmeno solo all'Italia, è quella di essere attivatori di democrazia nel momento in cui ovunque nel mondo avanza l'antidemocrazia, avanza l'antistato di diritto, e le democrazie sono sempre più democrazie reali, e rischiamo di ritrovarci in una situazione in cui potremmo avere delle democrazie senza democrazia. Questo per non dire di tutti i paesi che già sono sicuramente e ufficialmente paesi totalitari. Basterebbe vedere chi siede all'interno del Palazzo delle Nazioni Unite. Credo che la stragrande maggioranza di quei paesi non siano certamente dei paesi democratici. In ogni caso, nello specifico e in particolare, visto che amiamo occuparci sempre e comunque e da una vita di un diritto che va a dare forza e sostanza alla parola democrazia, che è un diritto umano e che è il diritto al poter conoscere per deliberare, perché senza di quello come si fa a parlare di democrazia? Siamo qui per ricordare questo: conoscere per deliberare è sinonimo di democrazia. Nella misura in cui quel diritto viene negato, allora che democrazia è? E nello specifico ancora siamo qui per parlare di uno dei 42 siti di bonifica di interessi o di disinteresse nazionale presenti sul nostro territorio, dal Piemonte alla Sicilia. In Basilicata ce ne sono 2. Uno di questi 2 è il sito di Tito Scalo. A me spiace molto che i colleghi, lo dico in questo caso in quanto iscritto all'ordine dei giornalisti dal 2008, ma rivendicando in pieno e totalmente il mio ruolo politico a tutto tondo, a me dispiace che i colleghi della RAI, occupandosi del sito di Tito Scalo, hanno voluto dimenticare un passato che è fin troppo presente, perché tra l'altro è da quel passato che nasce il presente che stiamo vivendo e che ha portato al sequestro dell'area d'Arami e a far venire fuori cose che, a dire la verità, avevamo provato a far venire fuori, anzi avevamo fatto venire fuori nel 2008 e nel 2009. Semmai ci sarebbe da porsi tutta un'altra serie di domande, ma se le vogliono porre?
E questo è il punto. Tu hai fatto un riassunto sintetico, perfetto, della questione della quale avevamo già parlato qui in diretta una decina di giorni fa, Maurizio. Allora, È vero. nel Grazie a te, 2009, Giulio. nel 2009 tu hai fatto un'azione politica e giornalistica che si è tradotta anche in denunce alla procura all'epoca su fatti circostanziati. Sono gli stessi fatti di inquinamento pesantissimo delle falde e del territorio, delle acque e quindi di tutto ciò che ne consegue sul territorio all'interno di quel sito di interesse nazionale da bonificare, nel quale è stata poi sequestrata da ultimo quell'azienda che citavi prima. Però tutte quelle cose lì le avevi messe in fila nel 2009. Ora, quello che dicevamo l'altra volta, la Rai ti ha detto ma noi non abbiamo neanche parlato di quelle tue antiche battaglie perché sono cose vecchie. No? Una giustificazione Sì. semplicemente tra il Quella ridicolo che e ne il sa delle tragico. cose vecchie Allora, tra il è stata la ridicolo e il risposta. tragico, perché le cose vecchie vuol dire che per 16 anni quell'inquinamento terribile, compresi i fanghi petroliferi, che non sono l'oggetto dell'ultimo sequestro, ma che tu hai documentato, visto che E la quella è la Basilicata... vasca Fospogessi, Ecco. dove tra parentesi ci sarebbe qualche altro problemino interessante. Allora vuol dire che queste cose vecchie per 16 anni hanno rilasciato orrendi veleni nell'ambiente e nelle acque, no? Ti sembra poco? A me sembra che la RAI debba correggere questa mancata informazione, perché se tu informi i cittadini che 16 anni fa c'era qualcuno che già aveva messo in fila tutti i fatti, allora i cittadini potranno anche dire: ma di chi è la responsabilità se in 16 anni questi veleni sono continuati a entrare nelle nostre terre, nel nostro sangue? Punto di domanda. Chiediamo la responsabilità diffuse, a qualcuno. trasversali, E questo è il magari punto. persone Non che ti vengono possono dire tirate in ballo. Maurizio, non ti possono dire so cose vecchie e ci passiamo di sopra, perché cose vecchie sono No, ma importantissime anche oggi. Giulio, ci passano di sopra. Il problema è che stanno tentando di passare sopra di noi, sopra di me, sopra di te, sopra Macchina però, del Papa, sopra i allora, la cittadini che ci Presidente stanno ascoltando. Lo fanno tutti i giorni, ogni giorno, senza vergogna e senza pudore. Ecco, stavo dicendo, per lasciare poi spazio anche alla tua iniziativa, magari ci torniamo a sentire prima di chiuderci, un minuto proprio, prima delle 11. Però stavo dicendo che la Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Floridia, ti ha risposto, perché tu hai posto il problema in Commissione di Vigilanza RAI. Ti ha risposto dicendo sostanzialmente cosa? Dicelo tu. Ci sono arrivati altri riscontri nel frattempo? C'è stata questa risposta interlocutoria. Buongiorno, intanto c'è una giornalista. Lei è giornalista? Sì. Più tardi scende un'altra giornalista, mi hanno detto, appena uscita una giornalista della RAI, ha risposto la Presidente della Commissione, che è Barbara Floridia, come correttamente hai riferito, ha risposto a nome lei, a nome dell'intera Commissione, una risposta interlocutoria, ma che raccoglie nei contenuti, e questa è una cosa di fondamentale importanza, quello che io avevo provato a rappresentare a quella importante, perché non è un parcheggio, è una commissione importante per quanto mi riguarda, anche perché si dovrebbe occupare in particolare di servizio pubblico. Il servizio pubblico, no, al servizio pubblico noi paghiamo tutti quanti il canone, ma non è che gli paghiamo il canone perché devono venderci i pacchi. Oddio, un pacco ogni tanto ce lo possono pure fare, ma non ce li facessero tutti i giorni i pacchi, perché siamo veramente stufi dei pacchi che ci fanno. E allora, Maurizio, io lascio un attimo la parola a Max, l'amico Max e collega del Papa, che ci dice la sua. Ti lasciamo per un attimo, magari ci risentiamo per un minuto prima di chiudere la trasmissione. Non ci sono stati altri riscontri però, oltre a quello della Presidente Floridia, giusto? Io direi che ci sono al momento un centinaio di firme, ma non abbiamo allargato troppo il campo. In calce, alla lettera che avevo inviato il 13 giugno, c'è anche la tua firma in calce a quella lettera, c'è altre firme, c'è la firma del professor Sergio Tanzarella, docente di storia della Chiesa, che ha scritto la postfazione di uno dei miei libri. Così mi faccio poco di pubblicità, tanto è introvabile. Come si dice, buchi per terra, ovvero 50 sfumature di greggio. E quindi grazie al professor Tanzarella, grazie a te, grazie a tanti altri che hanno avuto la sensibilità di voler metterci la faccia in calce a quella lettera, dei contenuti certo non leggeri e necessariamente non leggeri. Max, dimmi la tua e poi entriamo in un'altra
fase della trasmissione. Che ne pensi? Cose vecchie, gli dice la Rai a Maurizio. No, le cose non sono mai vecchie. Se c'è qualcosa da sanare, come si fa a dire che è vecchio? Questo è chiaro che non se ne vuole occupare. Non ci si bravo. Quindi, la verità è questa. Non c'è molto. Poi perché non lo so, io quella zona lì la conosco un po', ci sono stato anni fa, Tito Scalo. Non saprei dire di più, nel senso che non saprei dire poi quali sono gli interessi che premono sotto. Evidentemente ce ne sono, no? Premono soprattutto, per quando arrivano soldi e magari, che ne so, una barriera idraulica la fa chi non è competente a poterla fare, perché questo sembrerebbe essere per esempio emerso. Premono quando passano 23 anni e non si capisce perché non si procede a fare le cose necessarie. Premono perché nonostante nel 2008-2009 emergeva con chiarezza che c'era un rischio per il torrente Tora, che è uno degli affluenti del fiume Basento, preme. Su questo ci sono state delle denunce, non una ma 3 denunce nel 2009, poi ci sono state pressioni di ogni tipo, una documentazione, perché tutto sommato alla fin fine qual è stata l'operazione per onorare appunto il diritto a poter conoscere, per deliberare? Far sì che quello che doveva essere per qualcuno un non luogo come un po' le città sovietiche, tornasse ad esistere e quel passato imbarazzante venisse posto all'attenzione di tutti gli enti che erano obbligati ad occuparsene. Maurizio, che evidentemente non hanno fatto come avrebbero dovuto. Maurizio, per il momento ci salutiamo qua. Torniamo a risentirci un abbraccio a te, velocemente. A Max Papa. Ci Ciao. sentiamo più tardi, magari proprio in veloce chiusura. Veramente volentieri. A tra veramente poco. volentieri. Grazie a Maurizio Bolognetti. Ciao, grazie a te. Ciao. Max, io adesso faccio una cosa che non so se ti piacerà. Non lo so, però la faccio lo stesso perché la voglio fare. Ti dedico una canzone che sarà poi la sigla. Sarà poi la sigla da qui in avanti, da settimana prossima, di questa rubrica, perché mi sono un po' rotto le balle di Frankie High Energy, molto infatti. rotto le balle, e questa qui diventerà la sigla di Autodafè. Però in questo giorno la dedico proprio a te, e poi spiego anche il perché, ai nostri amici che ci stanno ascoltando e alle nostre amiche all'ascolto. Vai, regia. È una parola grossa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les aigrettes et les tomates, les cornichons. Non sento più però. Non sento più. Allora, Max,
Max non sente più, però questa qui è la storia, siamo partiti sabato in una grande macchina per fare un grande picnic, va a finire che piove e non c'erano gli ombrelli, abbiamo riportato le ceste, le bottiglie, i pacchi, i sottaceti, la senape, il burro, il pane, le cipolline, la marmellata, le uova sode e le cornichon, i sottaceti, i cetriolini, siamo tornati a mangiare a casa, però ci siamo divertiti lo stesso. Ed è ciò che accadeva, se non sbaglio, accadeva tutti i 3 luglio quando tu eri bambino. Non era una partenza per il picnic, ma per le vacanze. E oggi è il tuo compleanno, per cui oggi è il tuo così compleanno. Così dicono. Auguri Max. Così dicono. Auguri. Anche quest'anno ci siamo arrivati. No, ma io lo faccio dire, mi è venuta così, non so se te hai gradito, non importa, però... Come no? Come no? Aggiudicato, sigla ufficiale. Sigla ufficiale di Auto da Fè, almeno ci divertiamo un po'. Ce n'è bisogno moltissimo, c'è anche il mio telefono che suona in diretta, cosa che non dovrebbe fare, non è mai successo in vita mia, ma tutto può succedere oggi, perché è un giorno particolare, una giornata particolare, come dice quello là. Sì. Ettore Scola che ci ha campato sopra. Comunque c'è quell'altro che fa una giornata particolare ed è un nostro esimio e illustre collega. Intanto Cazzullo, no? Mica fa la giornata particolare? Chi è? Cazzullo. Chi è? Questa è una bella gag che non abbiamo preparato. Allora Max, dimmi un po'. No, i falliti, le nullità non le conosciamo. Vabbè. Per me queste sono tutte nullità, vado giù proprio di pesante. Io penso che te sia arrivato a un punto di sintesi veramente estrema, diciamo, no? Sì. Tirando le somme di tante cose, a proposito di compleanni, di tempo che passa, eccetera, eccetera. Però facciamo un'altra bella roba, siccome siamo un po' anarcoidi, come sempre, ma forse oggi in particolare. Chi vuole intervenire, a sproposito naturalmente, il tema di oggi è interventi a sproposito, può farlo allo 02 92 94, tanto anche se gli dici a proposito è sempre a sproposito, ma comunque 02 tutto è a sproposito, mi viene da dire, comunque 02 92 94 7222 per chi vuole partecipare amabilmente ma spropositatamente in questa diretta. E può anche mandare messaggi, perfino audio, pensate un po', come direbbe Mike Bongiorno, pensate un po', perfino audio, via WhatsApp al 340 6709 659. Auguri con tante I, ti scrive Max Luigi da Treviso. Luigi da Treviso ti manda gli auguri. Grazie Luigi da Treviso. E tra l'altro grazie. C'è anche una bellissima Giulia, ma questa non ha a che fare con il discorso, quindi è a sproposito, per cui entra perfettamente nel nostro discorso. No, stavo dicendo Max, e poi apriamo le linee, le teniamo aperte, chi vuole intervenire, è come un'osteria, chi entra, non c'è niente da bere purtroppo, però fa niente, anche presto, la mattina presto non si esagera. Comunque all'osteria di Auto da Fè può entrare chiunque quando gli pare, senza filtri né censure, come recita quel meraviglioso slogan della nostra radio. Comunque, Max, stavo dicendo questa cosa un po' più seria, che mi pare che tu sia arrivato a un punto nel quale arrivi al dunque, arrivi alla sintesi e i fronzoli anche basta, diciamo così, no? Che non è un'operazione così facile da fare, no? Né scontata, perché arrivare alla sintesi e al dunque, insomma, a parte che uno se lo deve poter permettere, primo. Secondo, non tutti hanno la stoffa per poterselo permettere. Terzo, non sempre è conveniente, quindi molto spesso ci si fa condizionare anche dalle giuste convenienze, perché 4 conti si devono pur fare. Ma mi pare che tu sia in una situazione professionale e personale di questo tipo. Ti sei rotto le scatole, diciamo così, di tanti contorni e dunque badi solo all'essenziale. Più che mai, diciamo, perché mi sembra che tu abbia sempre agito in nome di questo principio, ma più che mai. Mi sbaglio? No, questo è invecchiare, o è anche crescere, evolversi. Cioè, togli sempre più il superfluo. È un processo che in particolare i musicisti di jazz conoscono bene. Trovare la nota blu, la blue note, quella che è adatta e dice tutto, quindi rende superflue le altre. Io sto cercando, invecchiando, di usare meno parole per dire di più. È il processo della semplicità. E siccome effettivamente mi sono rotto le balle,
non credo più in questo mestiere, non credo nelle battaglie, non credo neanche nelle battaglie come il nostro amico di poco fa, perché poi alla fine non ti puoi ammazzare per tutto, e tutta la retorica della democrazia che siamo noi, eccetera, non mi appartiene più. La democrazia non siamo noi. La democrazia... C'era un bell'articolo di Silvana 2 giorni fa sulla Verità, dove dice una cosa giustissima, cioè la democrazia è un sistema, non è detto che ci debba piacere, non è detto che sia adamantina, che sia specchiata, e infatti la democrazia è piena di misfatti tanto e quanto le dittature. Ecco, È preferibile naturalmente, però in mente, democrazia si vota. mi viene in mente, Basta, Max, si vota. l'avrei visto, no? Ma a proposito di questo, mi viene in mente quello che Donald Trump ha detto all'intervistatrice, peraltro sua amica, non certo ostile, no? Quando questo gli ha detto, ma la Cina, come si fa a parlare con i cinesi che fanno cose orribili? E lui gli ha detto, papale, papale, ma perché lei pensa che noi non le facciamo uguali? Tale e quale. Ecco, appunto. Il pregio della sincerità. Trump è incontrollabile, però insomma si permette di dire quello che tutti sanno. No, certo, io la retorica di sinistra o anche di destra dello Stato, della nazione, della democrazia non mi appartiene più. In democrazia tu voti e poi conferisci il tuo potere a chi lo gestisce per conto suo. Basta. Quindi va bene, adeguiamoci, però il fatto che si debba morire per tutte le cause, si debba salire in sella al destriero e partire in tutte le direzioni, già mi è sempre appartenuto poco. Adesso, forse per cinismo, per eccesso di cinismo, non me ne frega più niente. Io mi sono anche tolto dall'ordine dei giornalisti, quindi proprio per non volerci stare dentro. E quello che faccio è denunciare le cose storte, che mi sembrano storte, poi finisce lì. Non posso io, per quello che faccio, andarmi a incatenare, andarmi a ammazzare tutte le volte. Non me ne frega niente. È anche una società che in un certo senso non lo merita, che poi ognuno figlia l'utile, fa quello che vuole e trae l'utile anche dal mio sangue. Allora mi dispiace, bisogna anche essere realistici. No, grazie, basta. Tu sai quanto me che oltretutto già far parte di questo contesto, di questo ambiente della cosiddetta informazione è repellente. L'informazione credo che oggi rappresenti, non è mai stata un granché, però credo che rappresenti proprio il peggio, che coaguli il peggio di tutto il peggio dell'umanità. Tutte le depravazioni, i vizi, le aberrazioni dell'uomo nell'informazione sono condensate. E l'unico Dio di questa informazione è la vanità. È proprio il peccato supremo che racchiude tutti gli altri. Non si ha idea di che cosa non si faccia per vanità, perché si parli di sé, per esserci. Si arriva dal martirio recitato all'omicidio, almeno fatto di parole, almeno fatto di responsabilità. E non è vero che l'informazione è un presidio, serve in funzione della democrazia. Queste sono cose teoriche. Mai come adesso l'informazione è servita a mantenere il potere corrente. Punto. Ecco, questo è un altro aspetto, no? Che è cresciuto a dismisura. Sì, no, è sempre stata, no? Ancella l'informazione del potere in qualche modo, però negli ultimi particolarmente 5-10 anni, diciamo pure 5 anni, perché il processo mi pare che si sia radicalizzato in relativamente poco tempo, questo aspetto di essere in funzione di un potere, di un padrone, di un interesse, è diventato larghissimamente dominante e ha azzerato quella specie di residuo di identità professionale, di coscienza, di etica professionale che c'era, no? Perché prima le facevi lo stesso le cose, ma magari avevi il senso del limite perché ci credevi. Oggi, secondo me, non c'è più neanche quello. Quindi, proprio un popolo di servi che servono il padrone. Punto. I padroni. Ciascuno il suo, diciamo così. E questa cosa qui è pessima per l'informazione, perché è chiaro che un padrone ci vuole sempre, però finché tu avevi il senso della notizia, dell'interesse pubblico, eccetera, era un'altra cosa. Adesso c'hai solo il senso del tuo ego, dei tuoi soldi, della tua vanità, come dicevi tu, e del servire il padrone che ti tiene a catena. Punto. Tiramene fuori uno che non ragiona così. No, ma figurati, cioè questo è un periodo, io non ricordo a memoria d'uomo, ma neanche a memoria storica, un periodo in cui
gli abomini, le aberrazioni, gli aspetti più ignobili, più demoniaci che l'essere umano sa mettere in piedi ci sono sempre stati, per carità. Però gli stessi nazisti, gli stessi stalinisti un po' se ne vergognavano, finché potevano li tenevano nascosti, li negavano. Adesso no, adesso li portano allo scoperto e li rivendicano, li vantano. Pensa solo a tutto quel processo per far cambiare sesso ai bambini, per distruggerli su un piano identitario, psicologico, psicofisico. Gli cambiano il sesso, li sterilizzano, li bombardano di ormoni che poi sono cancerogeni, quindi li fanno ammalare di cancro. E una roba del genere, ma ne possiamo fare tante altre. Sono riusciti a dire che l'insegna delle generali a Milano è cascata per il caldo, no? È cascata perché facevano il lavoro col culo, perché anche lì c'è il solito discorso di materiali scadenti, di corruzione, eccetera. Tutto questo oggi si rivendica. Cioè, se non ti adegui a queste nefandezze, ma come si fa a far cambiare sesso a un bambino di 3 anni? A convincerlo che non è un maschio, non è una femmina, a bombardarlo, e qui ce ne sarebbero altre da dire, ma non le diciamo perché, insomma, vabbè, siamo tutti liberi. Però a bombardarlo di ormoni, di sostanze che poi lo fanno ammalare, lo rendono malato a vita, lo fanno morire anzitempo. Chi si incarica di divulgare, di pubblicizzare tutto questo abominio? L'informazione. E ti dicono, no, devi essere così. E ti dicono, ma tu non hai almeno un padrone, ma tu ti devi prostituire dappertutto. Devi essere servo di tutti i padroni, come Arlecchino. Te lo dicono. A me non piace neanche tutta questa mondanità. Vabbè, all'epoca c'era la mondanità, c'era i Montanelli, c'erano. Però io mi sono rotti i coglioni di vedere anche gli scalzacani che vanno in giro come degli influencer nei posti più del cazzo, alla gintoneria, tutte queste cose qua. L'altro ieri Renzi è andato da Fedez. Fedez sì. È uno che per diretta ammissione non ci sta con la testa, e Renzi andava là a farsi prendere per il culo, a parlare inglese. Poi magari ne parliamo un attimo. I can discuss with you. Intanto non si dice discuss, ma si dice argue, se vuoi proprio parlare decentemente in inglese. Però insomma c'è uno come Cruciani che conosco, ha fatto questo libro, Ipocriti, ma mi ha proposto di scriverglielo io sotto falso nome. Poi gli ho detto di no e allora ha risolto. Sì, ha risolto in un altro modo, ha pigliato tutti i pezzi che faccio io, ce li ha messi insieme e li ha frullati un po', quindi non gli conveniva, non gli serviva neanche che ci mettessi penna io, era già pronto il lavoro. Questa è bella, la voglio riprendere, Max, dopo le 10:30. Intanto ti scrive Ida, tanti auguri Max, è sempre bello sentirla, grazie. Ti dà del lei, bellissimo, è sempre bello sentirla, caro Max. Oggi... No, però tornando un attimo... Poi devo sentire Cruciani che dice no, tutti devono fare quello che vogliono, io sono per quello, sono per quell'altro. Aspetta Max, aspetta perché abbiamo la pausa. Compreso gli auguroni che ti fa, credo, Giulio, oggi è il compleanno anche di mia figlia, per cui auguri anche a sua figlia. Bene, Tra poco ritorniamo in onda. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 44 08, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco,
cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella, oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Rieccoci in onda. Anche la mia mamma mi ha fatto studiare, ma non è servito a niente. Miriam è un lontano miraggio per me, perché non è servito a un tubo che io studiassi. Ma comunque, questo è un altro discorso. Senti, mentre c'era la pausa, io sono andato su Google, come diceva l'immortale Silvio, e ho cercato con intelligenza artificiale questa frase qui, ho messo dentro: Enzo Biagi si faceva scrivere i libri. L'intelligenza artificiale mi ha risposto: no, Enzo Biagi non si faceva scrivere i libri da altri. Sebbene fosse noto per la sua prolifica produzione di libri e interviste, Biagi è sempre stato l'autore diretto di tutti i suoi scritti. Io sapevo invece che lui utilizzava degli anziani giornalisti in pensione per scrivere i suoi tantissimi libri. Non so cosa ne sai tu. L'intelligenza artificiale AI Overview mi dice assolutamente no. Io sapevo di sì, però questo è un caso ancora diverso rispetto a quello che raccontavi tu, perché se Cruciani te l'ha chiesto a te, voleva farsi scrivere il libro da te, giusto? Sì, giusto, sì. Ma l'intelligenza artificiale ci stava là con Biagi? Non credo. Adesso faccio anch'io. Dove sono le fonti? Dove sono le fonti? Guarda che Biagi faceva il vittimismo, anche lui ha giocato al vittimismo, poi si circondava di certi soggetti in finale di carriera che a me proprio questa è piacevano bella. zero. Il nostro amico Walter ti scrive via WhatsApp: auguri al mancato ghostwriter. Sì, no, beh, vabbè. Ma come mai gli hai detto di no? Perché perché gli hai detto di no a Cruciani? Ma perché c'ho troppo da fare i miei di libri. Io sì che me li scrivo da solo e me li riscrivo, ma a parte quello, quindi no, ma il insomma, Cruciani cosa ha fatto? Il Cruciani ha preso le tue cose, ha detto all'intelligenza artificiale di qui sopra: fammi un frullatone, un po' su, fammi un ogni frullatone. volta che io scrivo una cosa, lui la sera stessa in trasmissione la ripete, dice vergogna, Ma io non capisco questa cosa. Ascolta, però un conto è quello, e un conto è tirare sul telefono e dire: Max, mi scrivi tu il libro, che poi ci faccio bella figura io. Ma l'andazzo è quello lì. Questa è grossa, L'andazzo però. è quello lì e Tu io francamente hai fatto una rivelazione. Troppe te ne posso fare, guarda. Io francamente st'idea che uno stava nello spaccio, stava nel racket, nel puttanismo, perfetto, lo chiamo alla zanzara. Quell'altro ha ammazzato un bambino, lo chiamiamo alla zanzara. Quell'altro è un personaggio ignobile, via, perché? Perché noi facciamo vedere il mondo com'è, ma non state a dire. Cioè, tutto il peggio, tutta la merda la frulliamo in trasmissione. E però allora dopo che fai? I libri ipocriti, i libri che fai il moralista dopo? Cioè c'è questa idea, tutto quello che si può fare si deve fare perché noi siamo liberi, ma essere libertari non significa così, non è questo. Essere libertini settecenteschi non è questo, essere garantisti non è assolutamente questo. No, anche perché Casanova nelle memorie aveva un certo spessore, diciamo, culturale, no? Ma sì, dai. È tutta un'altra cosa. Adesso c'è questa cosa, se ci hai fatto caso, no? Bezos ha fatto un matrimonio a 30 milioni a Venezia. Beh, deve fare, lui lo può fare, deve farlo. No, chi l'ha detto? Allora, siamo d'accordo che a me girano i coglioni. Siamo d'accordo che uno con i soldi suoi fa quello che vuole finché non ammazza una persona. Attenzione, ne ha lasciati giù una quantità anche per la città, Sì, d'accordo, però io non sono d'accordo sul fatto che questo non si possa criticare. Allora sei un rosicone, sei un comunista, sei come Ilaria Salis. Ma chi l'ha detto? Ilaria Salis è un ipocrita, perché Ilaria Salis vuole fargli la lotta, non ho capito se è armata o meno, però vende il suo libro su Amazon. Pure io i miei li vendo su Amazon, li vendo solo lì peraltro, non ho Feltrinelli alle spalle, non ho un potentato. Io sono d'accordo, cioè non mi passa per la mente di
bloccarlo, di boicottarlo, di cacciarlo, per carità di Dio. Però posso dire che è una roba che mi sta sui coglioni? Posso dire che è una pacchianata? No, non si può, perché uno deve fare tutto quello che può fare. Che cazzo, io ho una batteria di missili, devo tirare giù mezzo mondo perché lo posso fare. Che discorso è? La dicessero vera questi qua, questi post liberisti, oltranzisti, no? Avanguardisti. Bezos ha speso 30 milioni di matrimonio, sono 60 miliardi. Io non capisco come cazzo ce li ha messi 60 miliardi per sposarsi in quarto d'ora. Ma al di là di questo, ne ha ricavati 10 volte tanto in termini di merchandising, di pubblicità, di pubbliche relazioni. Ha guadagnato 300 milioni, quindi non era un investimento. Allora, quelli che fanno i tifosi perché Bezos non si deve criticare, la dicessero giusta. Non lo esaltano per quello che è, ma per quello che guadagna. Cioè è un buon affare, però nella vita non esiste solo il buon affare in quella maniera sfondata, pacchiana. Possiamo criticare senza per questo dover passare per Ilaria Salis. Chiamaci spiritualisti, chiamaci pentecostali, quello che ti pare. Ma io posso avere una testa ancora per dire, vabbè, ma questo è un coglione. Che bisogno c'è? E il bisogno è che di 30 milioni che investi ne guadagni 300. Però a me così mi pare che il mondo non va tanto bene. Beh, però in quel caso lì secondo me ci hanno guadagnato tutti, quindi va a finire... Sì, però compresa è il la sistema città. che non... Sì, no, sì, certo, se però quello diventa... no, per se la carità. mettiamo sulla scala di valori sono d'accordo con te, questo è evidente. Solo questo. Poi certo che la veneziana del PD che si mette a urlare, si butta a culo nel Canal Grande perché qui Bezos non deve entrare, questa è casa mia, è una povera scema, come sono scemi i vari Schlein e tutti quelli del PD. Io sto dicendo una cosa diversa, sto dicendo che vorrei fosse ancora lecito criticare sulla base della misura, del buon senso, del buon gusto, perché sennò qua si arriva al fatto che chi più può, più deve. E allora, questo non mi sta bene. ti giro 2 messaggi e ricordo però che le linee sono a disposizione di chi volesse intervenire, per cui chi vuole intervenire in diretta può farlo, anche se c'è una mosceria stamattina terrificante. Comunque 02 92 il 3 luglio è così. È il 3 luglio, uno non c'ha voglia di fare una beata pippa. 02 92 94 7222 per intervenire in diretta. Tuttavia ti devo girare un messaggio, questo è divertente. Un ascoltatore scrive: scommetto che se gliel'avesse chiesto Parenzo il libro lo avrebbe scritto, Max, giusto? Cioè, come no? Ma Di Parenzo corsa. non sa scrivere, Parenzo non sa scrivere, non sa leggere. Ma tanto glielo scrivevi. Che gli Non sa fai? leggere, me lo scrivevi tu, stavo dicendo. Comunque, Pietro invece, chiedi a Max cosa ne pensa del cambiamento di Del Debbio, che è di sinistra ormai. Faceva il duro, ma alla fine è uguale agli altri. Boh. Chi è Del Debbio? Allora, tu mi hai chiesto chi è sono Cazzullo e io ti dico chi è Del Sì, Debbio. chi è? Francamente non lo so e francamente non so neanche se sia di sinistra perché non seguo. Però posso crederci perché oramai Mediaset è una rete di estrema sinistra. I figli di Berlusconi dettano la linea in politica. Tajani è un esecutore e quindi i figli di Berlusconi hanno riempito di conduttori di sinistra estrema. Ma vogliono pigliare pure Scanzi, che per me è l'epitome della nullità. Scanzi a Mediaset è bellissimo, insomma. però. Scanzi a Mediaset è Sì, fenomenale. no, è quello che sì, è inutile anche ogni commento. Per me è l'epitome della nullità, cioè non vale niente sotto nessun aspetto. Poi che fanno? Se Parere prendono personale. pure Travaglio, magari. Ah beh, non mi stupirei, certo, è il putiniano, sì. Quindi posso pensare che oggi per stare lì dentro ci si debba adeguare. Adesso prenderanno anche la Salis, prenderanno... Del resto non è un mistero che in Europa, cioè in Italia si sta cercando di approfondire un'alleanza che è già quella che è l'Europa. Cioè loro vogliono buttare giù la Meloni, perché la Meloni non piace e non piace neanche ai figli di Berlusconi, e fare una nuova alleanza che va da PD, 5 Stelle, Ilaria Salis e Forza Italia. Tanto il vecchio è morto, quindi non dice più niente. Però è anche colpa sua, perché è lui che ha seminato quella roba lì. I Tajani, le Ronzulli, quelle lì è roba sua. C'è stato 30 anni al partito, poteva pure creare una classe dirigente politica vera. Invece ha messo sulle Ronzulli, questo è il risultato. Vabbè. Allora, ti giro... Quelli a me non me ne frega più niente.
Un altro messaggio, la LS punto, con la Feltrinelli alle spalle ha venduto solo 5.000 copie del suo libro. Il resto al macero, ci scrive un ascoltatore, giusto? Ma chi, la Lella o la Ilale Rosali? Helly S. LS sarà Ellis Line, credo. La Lella, 5.000? Ma un audio... quelle lì sono tutte robe. Allora, le 5.000 copie vendute sono vendute in modo coattivo, cioè ai militanti li comprate, se no, o meglio, Feltrinelli se le compra, se no siete fuori. E poi c'è tutto il resto, sono regalate. La Schlein non ha venduto 10 copie, come non le ha vendute Ilaria Salis. Allora, intanto c'è un altro messaggio in forma audio, per cui tramite la regia adesso lo ascoltiamo. Buongiorno, sono Giovanni. E lo pompiamo un po' perché si sente poco. Intanto volevo farvi i complimenti per il vostro coraggio, o forse per la vostra follia. A corollario di quello che avete detto sui bimbi che possono decidere se essere maschio o femmina, ma se noi riteniamo, io no, di certo, ma se si ritenesse che c'è questa possibilità decisionale, allora poi si potrà accettare anche che i bimbi facciano sesso con gli adulti. Io credo che sia un viatico contorto per legalizzare anche la pedofilia. Spero di sbagliarmi e di essere forse anche un po' pazzo come voi. Buongiorno, un abbraccio. Max. È la verità. Dietro quei progetti, quei programmi, dietro certe baracconate c'è quello. C'è la legalizzazione della pedofilia, che peraltro è già un punto. Ancora una volta, l'informazione si incarica di sdoganarla. Poi arrivano le misure legali. Oggi la pedofilia ormai di fatto è già... A parte quando ne puoi fare un uso moralistico, per cui, oh Dio mio, riempiamoci i programmi televisivi, ma la pedofilia è già una consuetudine. E non c'è dubbio. Del resto, guarda, non passa giorno che sui giornali, sui media non si trovi un caso in Australia, in America, quello di qua, di là, in Inghilterra, in Germania, in Italia, dove la coppia ben intenzionata di omogenitoriale adotta il bambino e poi dopo lo violenta. Tutti i giorni. Questo è il male puro che gira. In Francia hanno appena deciso che per legge, e sottolineo per legge, le tematiche gender vanno importate e insegnate nella scuola dell'infanzia, cioè a partire dagli asili nido. E un altro ministro francese ha statuito praticamente che quando ci sono notizie di crimini, di omicidio, di stragi da extracomunitari bisogna vietare di dirlo. In Francia hanno grossi problemi, come in Spagna del resto, dove non hanno dei governi ma delle cosche di mascalzoni. E questa è la realtà. Però lo dico io perché non passa, non stupisce, è la realtà. Cioè se un nero fa una strage, in Francia non si deve dirlo. Possibilmente, dice quella ministra, quello non so che è, possibilmente dare la colpa al bianco. E le tematiche sul gender e sulla pedofilia inserite già all'asilo nido, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Ci sono, basta cercarle sulle rassegne stampa, ci sono le notizie, solo che non passano. Allora Max, stavi citando prima, torno lì, su un argomento molto più lieve, diciamo, però citavi prima Renzi che è andato da Federico Lucia, lì da Fedez. A parte il fatto che a me mi è venuto in mente che uno si dice voglio parlare con te, si dice anche I want to talk with you, no? No, semplicemente, no. Sì, se poi devi litigare è you. Discuss, debate, non lo so. Discuss, mando va. Vabbè, per comunque, me sono penosi questi qua. Al di là di questo, ma te ti spieghi che senso ha sta roba? A parte che Renzi, diciamo, è un fenomeno politico ormai marginalissimo in termini di numeri, di voti, di consensi, eccetera, però mantiene il suo personaggio, eccetera, eccetera. Non è neanche del tutto stupido, si direbbe, no? Così a occhio e croce, insomma, non si può dire che sia proprio un cretino. Detto con simpatia, parliamo tra amici, diciamo, non lo so, qua apriamo un debate, un discuss.
fra me e te. Però che senso ha sta operazione secondo te? Perché tu dici quello lì è andato a farsi umiliare, quindi è un masochista, hai sostanzialmente argomentato tu. Però non mi sembra un cretino e quindi se uno ci va avrà fatto 4 conti di tornaconto suo. Tu dici di no, eh? No, perché la pulsione nel mettersi in mostra contempla anche l'umiliazione, tanto loro sanno che è tutto di quello che pensa la gente non gliene può fregare di meno. Tra loro si riconoscono come gente che ha una ricchezza, quindi un potere, e quindi giocano, fanno i democratici. Ma sarà andato a mandare dei messaggi, il giorno dopo è andato alla festa dell'unità a dire no, bisogna buttare giù la Meloni. Sarà andato a mandare dei messaggi, ha usato Fedez, quello là incassa col podcast e ringrazia. Per cui no, a me sembra, sì, poi ci si possono mettere i sospetti che ci vogliono, ma a me sembra proprio il frutto di un'insipienza totale, di una mediocrità proprio. A me Renzi non ha mai detto niente sul piano dell'intelligenza, insomma, come quelli prima di lui, come quelli intorno a lui. Ah, ecco, il nostro amico di prima ci scrive, il nostro amico ascoltatore Roberto di prima ci scrive a proposito del libro di Elish Line che non ha venduto nemmeno 5.000 copie. In quella dei best seller di Amazon la posizione occupata dal volume è la numero 38.688. Poverino, nessuno la capisce. Poverina, nessuno la capisce. Se tu pensi che io con un'autoproduzione senza nessuna pubblicità con i miei libri riesco ad arrivare primo per un paio di settimane e questa qui 38.000 già ti dà, e io non è che vendo le migliaia di copie, quindi questo ti dà già la misura. È tutta un'invenzione, è tutta una falsificazione. Cioè, questa qui i libri un po' li regala, un po' li impone, ma non. Un altro ascoltatore, cosa ha da dire una così? Un altro ascoltatore scrive domandando: ma Renzi è quello che disse se perdo il referendum mi ritiro dalla politica? Appunto. È quello lì? Ma sì, perché certo, perché questi ridono, gli dici sei un bugiardo, loro ridono, perché loro dicono io ho i soldi, gli arabi mi danno i soldi, io giro, cioè sono comunque un mio potere. I politici quando falliscono, e Renzi come politico è un fallito, diventano tutti mercanti, lo ha fatto lui, lo ha fatto D'Alema, lo faranno quelli dopo di lui, probabilmente lo farà anche la Meloni, non lo so. I politici usano, l'abbiamo detto tante volte, usano la loro stagione di potere per stringere, per fare delle lobby, per stringere delle relazioni personali che poi si giocano, si spendono nella loro seconda vita come mercanti, come trafficoni. Altro messaggio, ciao a tutti, auguri a Max. Visto che il tema è libero, riprendo quello della settimana scorsa, scrive un ascoltatore. In base alla mia esperienza di carattere amministrativo, ho provato sulla pelle che lo Stato come apparato per sistema tende a proteggere se stesso. Nel caso di Erba sospetto che abbia colpito i poveri Olinder Rosa per nascondere i propri insuccessi, legasi infiltrazione della malavita organizzata a Erba. E chi è venuto dopo, magari anche non sapendo niente, ha coperto chi ha operato prima, tipico fare massonico. Circa Garlasco, giusto per voler fare il terapeutista, pare essere funzionale per questo sistema in generale e per il caso di Erba, ma non solo, in via particolare, perché ci gireranno attorno, non troveranno niente di nuovo, avvaloreranno ciò che in precedenza hanno fatto quelli che hanno operato bene, quindi hanno operato bene quelli di prima, e in questo modo potranno sventolare il concetto che le forze inquirenti e giudicanti fanno sempre un bel lavoro. Siccome di Garlasco ti sei occupato anche tu, te cosa ne dici al volo di sto parere? Sì, tutto ci può stare. Può essere. Affonda tutto, il presupposto è quello che la magistratura non è minimamente credibile, né su un piano morale né su un piano, diciamo, scientifico, cioè di saper fare il loro mestiere. A quel punto lì tutto quello che puoi pensare è vero. In coda abbiamo una telefonata e un audiomessaggio. Passiamo prima alla telefonata allo 02 92 94 7222. Pronto? Sì, buongiorno Max, buongiorno Giulio, sono Walter. Buongiorno Walter. Ciao, volevo dire questo, parlavate di Renzi e del suo riciclaggio conferenziere dopo. Autoriciclaggio. Un autoriciclaggio. Devo dire che è una evoluzione perché ricalca molto il politico anglosassone. Sono i presidenti americani, finita la loro carriera presidenziale, vanno a fare le conferenze in giro per il mondo e il guadagno vero economico dei presidenti americani è post presidenza. Vediamo Obama che ne ha fatte di tutti i colori, però per averlo guarda Clinton, per averlo la gente spende
Poi le fondazioni che fondano queste persone. Ecco, c'è anche una fondazione che ha fondato Renzi, non mi ricordo come si chiamasse. Bravo. Quella E si chiamerà Renzi. No, a cosa serve? Era la fondazione Perché Open una volta. La fondazione Open, Mm. esatto. Perché, per cosa, per come. Poi La anche i suoi cassaforte. amici, La cassaforte. Carrai e compagnia bella, insomma. Ieri hai parlato di quello che è successo in Italia negli anni di D'Alema e compagnia andante. Penso che oggi succedano praticamente le stesse cose, ma con meno valore economico, ecco. Non volevo dire solo questo. Comunque era per fare gli auguri a Max, fondamentalmente. Grazie. Grazie a te. C'è un'altra telefonata. Sentiamola, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono da Bergamo. Oggi volevo cambiare un po' di discorso. Sono un piccolo imprenditore, una quarantina di dipendenti dell'edilizia. Sì. A me sta storia del caldo, cioè, allora io non siamo dei criminali, perché i miei dipendenti quando fa troppo caldo vanno sotto a fare altri lavori o li mando a casa. Cioè, qui adesso sta diventando tutto un business. Io ho 64 anni, quando avevo 20 anni che lavoravo a Modena come geometra, avevamo il termometro in cantiere, minima e massima, e si registrava i 35-36 gradi, ci sono sempre stati. Cioè, adesso qui cade l'insegna, è colpa del caldo. Ecco, ma secondo te che sei un costruttore, quella roba lì può stare in piedi, che cade l'insegna per il caldo? Ma questi qui è stato un difetto di costruzione, ha avuto qualche problema. Ma questi qui, l'acciaio che si scalda a 35 gradi, ma questi qui, ma cosa raccontano? Ma cosa stanno raccontando questi qui? Da dove vengono? A Brescia si sente la mia cadenza, che sono di Napoli, no? Sì. Quindi a Brescia è morto un operaio, morto al caldo. Ma che ne sai tu di che cosa è morto dopo 12 ore? Cioè qui adesso adesso io devo chiedere all'ente, andare sul sito, guardare che temperature danno, se devo lavorare, se devo sospendere. Ma quelli sono tutti fuori di testa. C'hai ragione, Cioè, mi sa. Non siamo dei criminali. Cioè, il mio operaio, ho lavorato anche in cantiere, quando fa caldo ti bagni, certo che si sta male, vai a fare altri lavori, o se non ce l'avevi più sospendi. Ma qui stiamo diventando tutti, non lo so. No, ma hai perfettamente ragione. Secondo me... ragione di caldo cade il mondo, ma io non lo so. Sì, infatti. Grazie. Scusate lo sfogo. No, grazie a te, perché ci hai portato quello sulla terra, non è che ne avessimo bisogno, perché c'eravamo già anche noi sulla terra, Max, come il nostro amico. Un'altra scemata che vedo di questo tipo, no? Sto leggendo adesso la prima pagina, l'home page dell'ANSA, almeno 102 morti da sabato per caldo record per caldo record in Spagna. Allerta 42 gradi in Andalusia, che a luglio 42 gradi in Andalusia è del tutto normale, perché io, a parte il fatto che non è vero che è caldo record 42 gradi in Andalusia, perché io mi ricordo benissimo nell'88 con due amici siamo partiti da Milano per andare in Spagna con una regata che doveva avere l'aria condizionata e a Ventimiglia è schioppata, per cui ti saluto aria condizionata. Era una regata che proveniva da un cantiere come quelli in cui lavora l'amico che ci ha chiamato poco fa. Era una regata dei muratori. A Ventimiglia è scoppiata l'aria condizionata, saluti e baci. Un caldo bestiale quell'anno lì. Quell'anno noi siamo arrivati, Max, a Siviglia, che c'erano 55 gradi, ma non sto dicendo un'esagerazione, c'erano 55 gradi da termometro. Quindi caldo record, non fatemi ridere, perché 42 gradi in Andalusia è aria fresca a luglio. 55 gradi, io me lo ricordo ancora, ma per giorni e giorni e giorni, tra Seviglia, Cordoba e le città dell'Andalusia, non potevi respirare. Noi abbiamo passato interi pomeriggi nella vasca da bagno a turno con l'acqua fredda corrente, no? Uscendo di sera dove ce n'erano 48, ma alle 10 di sera c'erano 48 gradi. Te tiravi giù il finestrino della regata perché non c'era più l'aria condizionata e ti entrava un forno dentro, una roba impressionante, ed era l'88, se non l'87, una roba del genere, perché avevamo 19-20 anni. Quindi caldo record, ti saluto. Questi stanno proprio facendo un'operazione criminale di disinformazione per business, per quattrino, giustamente. Allora, c'è una telefonata ancora, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni, chiamo da Tivoli, in provincia di Roma. Prego. Una considerazione, il fatto che ovviamente degli elementi riguardanti la meteorologia siano indubbiamente variati è ovvio, perché ovviamente a distanza di
decenni, secoli, è una cosa appurata. E il problema è che non è che quel grado in più o quel grado in meno, 2 gradi in più siano così fondamentali. Il problema è che nel discorso che riguarda a volte sfruttano questi problemi in questo modo anche i politici dicendo cambia. In realtà il problema qual è? È che l'uomo non prende provvedimenti. Cioè il problema non è l'uomo. Questi dicono sempre l'uomo, bisogna alla destra. No? Il problema è che non si prendono provvedimenti appositi per problemi che ci. Bene, grazie al nostro amico. Intanto ci ha mandato un messaggio l'ascoltatrice ricordandoci questa roba qua, Max. Senti qua. Che se noi perdiamo il referendum, se io perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica. Se perdo bisogna andare a casa, ad esempio, posso restare lì aggrappato. Non sono come gli altri, io non posso restare aggrappato. Personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. L'ho fatto perché credo profondamente in un valore che è il valore della dignità. Capito? Io ringrazio Carlina che ci ha mandato questa famosa clip. Saluti e baci al caro Renzi. Allora, Max, grazie. Un abbraccio anche a te. Ci salutiamo qui. Grazie, e intanto grazie. Ci risentiamo giovedì prossimo ancora. Sì, senz'altro, senz'altramente. Grazie a Max del Papa. Un flash adesso in chiusura. E com'è che festeggi oggi, Max? Perché ottimo. Grazie, ma ci salutiamo con Maurizio Bolognetti, lasciato in quel di Potenza davanti alla sede della RAI. Cos'è successo? Dove mi hai lasciato? Là sono, davanti alla sede della RAI. Cos'è successo nel frattempo? Ma è successo che a un certo punto, praticamente poco dopo che ci eravamo lasciati, è venuta fuori una troupe. Vediamo un po' che cosa verrà fuori dal servizio. Io ovviamente ho sottolineato quello che vado sottolineando e che ho sottolineato anche durante la conversazione che ho avuto con te una settimana fa e stamattina, è quello che sto scrivendo, quello anche alla commissione di vigilanza parlamentare. Vediamo che cosa ne viene fuori. E se ci sarà davvero su questo fronte qualcosa che possiamo definire, e noi ne saremmo contenti, servizio pubblico sulla vicenda e sul passato, presente e futuro, ahimè temo, per certi aspetti, di Tito Scalo in provincia di Potenza. Allora, grazie Maurizio per questo aggiornamento. Grazie a te, Giulio, e auguri a Max del Papa, che se ho capito bene fa il compleanno. Fa il compleanno proprio oggi, sì. Auguri Max. Non so se sei ancora con noi. Ciao. Ecco, grazie Maurizio, Ciao, un abbraccio a te e un saluto a tutti. Adesso arriva Sammy Varin, più in pompa magna che mai. L'acciaio si squaglia a 36 gradi, basta che sia fatto con la Nutella, ci scrive un ascoltatore. Saluti e baci a tutti, buon pomeriggio, buon caldo pomeriggio a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè.